Benvenuti, oggi apriamo Borghi d'Italia con lo sfondo del Monte Rosa e vi porteremo alla scoperta di Romagnano Sesia in provincia di Novara, più di 4.000 abitanti, 266 metri sul livello del mare. Nel corso della puntata incontreremo i protagonisti del territorio e scopriremo il centro storico, le chiese, il museo, le tipicità, ma soprattutto conosceremo la tradizione del Venerdì Santo. Non aggiungo altro, la parola alle immagini. Io lavoro al Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia di Romagnano, sono una guida turistica e uno studente che vivo qui a Romagnano. Volevo concentrarmi su ciò che può significare ancora oggi una manifestazione come Venerdì Santo anche per un giovane come me o per i giovani del mio paese. Una manifestazione di stampo religioso nata all'inizio del Settecento che riesce ancora oggi a destare passione, emozione al di là dell'aspetto della fede, ma i giovani ancora oggi sono assolutamente orgogliosi di far parte di questa iniziativa e quindi si trascinano anche tra amici gli uni e gli altri, si riconoscono ancora in questo fenomeno che ha un aspetto fortemente identitario. Il paese, 4.500 abitanti all'incirca, riesce ad essere effettivamente ancora oggi una famiglia. Benvenuti in questo bel paesello della Bassa Valsesia, che è Romagnano Sesia, in provincia di Novara. È un centro di poco più di 4.000 abitanti, ma con una tradizione storica di manifestazione e di cultura veramente consolidate. Vale la pena di dedicare un po' del vostro meraviglioso tempo a vedere queste bellezze e a conoscere profondamente queste tradizioni che ci portano in un borgo non grande, ma a portata di visita di tutti, con grande tranquillità, e potrete apprezzare tutta una certa storia e vedere quella semplicità che in tutti questi secoli le persone sono riuscite a costruire, a portare avanti e a mantenere, per tenere il borgo bello, significativo e a portata di persona umana. L'aria che respiriamo è una buona aria, in quanto abbiamo 4 centenari e ultracentenari, ancora belli arzilli. Abbiamo a portata di mano montagne, rapidamente con l'autostrada si giunge al mare. Il nostro gonfalone è, diciamo così, è l'insieme di tante situazioni. La corona è perché era una città recintata e, come dire, controllata da porte. Poi il leone rampante col linguato di fuoco artigliato era un po' un riferimento anche che è stato trovato su un antico stemma. Una volta andando a Milano, Piazza del Duomo, con la guardia, montiamo sul gonfalone, una battuta di alcuni ben pensanti che dissero guarda qui, lo dico in dialetto, al biancherneger da Turin già arrivai. Al che ho detto, seri, questo è un gonfalone, non facciamo scherzi. La tradizione religiosa di Romagnano Sesia è antichissima. Pensate che il parroco conserva ancora il titolo di abate. Andiamo a scoprire le chiese. Siamo nella chiesa parrocchiale di Romagnano Sesia, dedicata alla Madonna Annunziata dell'Annunciazione e a San Silvano Martire. La parrocchia fu fondata nel 1590, ma in realtà la presenza religiosa e anche la presenza della chiesa
parrocchiale antecedente, perché attorno all'anno 1000 fu fondata dai monaci benedettini, dunque una lunga storia, e poi questi monaci benedettini se ne andarono attorno al 1800 lasciando solo i parroci diocesani. Esistono in parrocchia anche 3 confraternite, la confraternita del Corpus Domini, che conta una ventina di aderenti ed è una confraternita attiva, dà una grossa mano anche in parrocchia. La confraternita femminile della Madonna Addolorata. La terza confraternita è legata invece alla Sacra Rappresentazione del Corpus Domini. La chiesa purtroppo ha avuto diversi rimaneggiamenti a causa di incendi che la fecero crollare e di altri disastri, per cui vediamo vari stili. A livello artistico ci sono diverse opere, statue tipo quella della Madonna Assunta del 1600 o del Crocifisso, addirittura precedente, 1500, vari quadri di valore che noi custodiamo gelosamente anche con dei sistemi di allarme adeguati. La chiesa abbaziale è dedicata a San Silvano Martire, il quale con i suoi 6 fratelli, erano 7, furono martirizzati a Roma attorno all'anno 300. E San Silvano viene molto venerato in questa parrocchia, viene molto pregato, c'è il suo scurolo dove ci sono anche le sue reliquie che furono trovate all'incirca nel 1700 dentro quella che noi ora possiamo vedere sull'altare come l'altare minore, la mensa su cui si celebra la Santa Messa. Vicinissima alla chiesa abbaziale c'è un'altra chiesa molto bella con dei dipinti particolarmente pregevoli di un autore romagnanese, Tarquinio Grassi. Questa chiesa si chiama Madonna del Popolo e fu costruita un po' diciamo anche quasi come in antagonismo con la chiesa abbaziale, poiché i monaci fino al 1800 con la loro presenza non permettevano ai parroci diocesani di celebrare tutti i momenti in cui loro desideravano. Questa chiesa è molto bella, molto pregevole, in particolare nella cupola per questi dipinti che sono stati anche recentemente restaurati. Qui in parrocchia ci sono altre chiese e la più antica probabilmente è quella di San Martino che si trova nelle campagne, andando verso Novara tra Romagnano e il paese di Ghemme, restaurata recentemente addirittura del X-XI secolo. Il vino prodotto a Romagnano Sesia in provincia di Novara si sposa con i tanti piatti. A voi la gastronomia. Ci ritroviamo a Romagnano Sesia, al ristorante Alla Torre. Questo è un edificio storico. Noi abbiamo la fortuna di lavorare in questo ambiente molto bello e molto caratteristico. I piatti che noi abbiamo proposto sono tutti piatti della tradizione. Il salume, diciamo, era il prodotto e l'antipasto della festa. Noi siamo sul Sesia e di conseguenza il riso era uno dei prodotti principali. Uno dei piatti forti che sono proprio il punto principale è la paniscia, e che è fatta con i fagioli e con la verza, e naturalmente il vino rosso. Ricordiamo che noi qui a Romagnano siamo in una realtà importantissima. Qui c'è il Nebbiolo e con il Nebbiolo abbiamo il Gattinara e il Ghemme, che sono 2 realtà importantissimi per il nostro territorio. Il Rusticion è un piatto fatto con le patate, semplice, diciamo quello proprio dei contadini, un pochettino di formaggio toma della Valsesia e le erbe di campo.
Veniva poi ammazzato il maiale e quindi con tutte le frattaglie, con tutti i ritagli degli avanzi dei salumi, che era la cosa più pregiata, veniva fatto questo piatto e questo piatto veniva utilizzato per ripagare chi veniva ad aiutare ad ammazzare il maiale. La paniscia poi veniva servita fresca, quindi nel momento in cui veniva cucinata, oppure veniva fatto una specie di un tortino croccante che veniva utilizzato poi la sera per dar da mangiare o appunto chi aiutava ad ammazzare il maiale oppure nelle vendemmie. Poi i dolci, delle crostate che venivano fatte con la frutta. La torta di pane, che è una torta povera però comunque gustosa col cioccolato e la frutta, e poi la busarola. La busarola è praticamente il biscottino che veniva fatto in questa zona da accompagnare al vino. L'acqua del Sesia è praticamente il fine pasto, la grappa con la quale concludiamo questa cenetta che abbiamo fatto presso di noi. Noi siamo tutte ragazze, la cosa che ci anima è la passione, sono 20 anni che abbiamo il ristorante e niente, credo con successo, insomma, ecco. Il comune di Romagnano Sesia è famoso nel mondo per la tradizione del Venerdì Santo. Andiamo a conoscere il presidente del comitato, il regista della rappresentazione itinerante. La Cantina dei Santi è quello che resta di un'antica abbazia benedettina che era installata a Romagnano, risale al XI secolo. All'interno di questa cantina c'è un ciclo pittorico che si riferisce alle vicende della storia di Davide. Vogliamo presentare appunto il nostro Venerdì Santo che risale al 1729, fondato da un gruppo di romagnanesi con la denominazione di Congregazione del Santo Enterro. Intorno al 1920 la denominazione Santo Enterro è stata sostituita dal Comitato Venerdì Santo, che ha come scopo quello di organizzare le sacre rappresentazioni di Romagnano. Coinvolgono tutte le generazioni e tutto il paese da ormai quasi 300 anni ed è una rappresentazione di teatro popolare e itinerante che ha proprio un filo conduttore che parte dal giovedì sera con il tribunale di Anna e Caifas e poi si snoda nei 3 giorni ricalcando con fedeltà i tempi evangelici in sostanza. Quest'anno abbiamo pensato di fare un'edizione speciale il giorno di Pasqua alla sera. Nel 2011 abbiamo avuto un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica. Nel 2013 abbiamo avuto anche un riconoscimento da parte del Pontificio Consiglio di Cultura. La Passione di Cristo per Romagnano Sesia è l'evento centrale che si rappresenta ogni 2 anni ed è il nostro piccolo colossal che impegna 300 attori tra protagonisti e comparse, ma che impegna praticamente tutta la città, perché non sono soltanto quelli che indossano il costume, ma ci sono quelli che fanno i palchi, quelli che aiutano la recitazione, quelli che truccano, è una cosa totalmente autosufficiente. Però ognuno, come dire, ci crede alla cosa che fa. Io mi ricordo che mio nonno, lo diceva in dialetto e forse la cosa è intraducibile in italiano, diceva che per fare il Venerdì Santo bisognava essere compres. Non c'è una traduzione in italiano. In italiano bisognerebbe tradurlo, bisogna essere compresi. Bisogna comprendere ciò che si fa. Quindi la traduzione prevede un giro di parole. Bisogna essere consapevoli, bisogna sapere quel che si fa e la consapevolezza viene dalle generazioni, viene dal DNA, non si può imparare così. Chi arriva a Romagnano da straniero ci mette un attimo a identificarsi in questa manifestazione, però quando l'ha acquisita non la molla più. Ed è curioso che quelli che sono più interessati al Venerdì Santo sono i nostri immigrati che dopo 4, 5, 6 anni che arrivano o dal meridione o addirittura
da fuori d'Italia incominciano a vestire i panni dell'Apostolo, che sono le parti, come dire, meno significative, ma che non le abbandonano più. Per loro è un titolo d'onore, si prenotano significativamente ogni 2 anni per dire: oh, il San Giovanni allora lo faccio io, il Sant'Andrea lo faccio io, il San Tommaso lo faccio io. E noi ogni volta cerchiamo di migliorarci. E io personalmente quest'anno, per me è la prima esperienza come regista, mi faccio aiutare da C. Barcellini, che è stato un grande protagonista del teatro, ha lavorato con Strehler e con tutti i grandi attori per farmi dare qualche consiglio. Quindi, come dire, sono un dilettante della regia, come i miei amici sono dilettanti nella recitazione, mentre lui è un professionista e quindi può darci dei buoni consigli. E in effetti buoni consigli sul piano, come dire, della sveltezza della recitazione ce li ha dati. Io come giornalista ho girato il mondo e posso dire di essere stato un cittadino del mondo. Ho lavorato come inviato in Argentina al tempo delle Falkland, ho seguito il processo che è stato fatto ai generali, quello che è stato chiamato il Gran Juicio, ho seguito il matrimonio di Charles e Diana, sono stato sotto le tende degli indiani in Arizona. Però io in tutti questi anni non ho mai trasferito la residenza da Romagnano Sesia, anche se in quegli anni io a Romagnano Sesia ci venivo per trovare i miei parenti qualche volta, una volta all'anno e qualche volta una volta ogni 2 anni quando c'era il Venerdì Santo. Però non ho mai trasferito la residenza perché ritenevo che casa mia fosse qui. Ognuno deve essere cittadino del mondo, ma deve essere padrone di casa sua. E io pensavo che casa mia fosse sotto il campanile dove ero nato. Siamo a Romagnano Sesia, uno dei 33 comuni della provincia di Novara che producono i DOC Colline Novaresi. A Romagnano Sesia, oltre ai DOC delle Colline Novaresi, produciamo anche il Ghemme di OCG, che sono i 2 paesi più importanti, Ghemme e Romagnano, atti a questa produzione molto importante. Il nostro DOCG Ghemme è composto dall'85% di Nebbiolo e il 15% di Vespolina, che è il nostro vitigno autoctono storico proprio coltivato qui nelle nostre colline. Le Colline Novaresi invece sono un vino DOC composto da diversi vitigni. Troviamo il Nebbiolo anche qui in Porezza, in forma rosato, un Nebbiolo invecchiato nel legno, nelle botti che vedete qui alle mie spalle. La Vespolina si adatta molto bene a essere bevuta sia giovane, quindi vinificata e conservata 1 anno in acciaio, oppure un lungo invecchiamento di 4 anni nel legno. Sono vini con delle note molto speziate, aromatiche, molto particolari, che si accompagnano con tutti i piatti che abbiamo qui nel nostro territorio. Poi dell'uva rara e infine anche un bianco composto da erba luce. Un'altra tradizione che abbiamo a Romagnano è il Venerdì Santo e io rappresento la parte di Pietro e questa è una cosa che abbiamo nel sangue proprio noi romagnanesi, che noi partendo dal mese di novembre a dicembre diventiamo tutti chiamiamo dei barboni, abbiamo tutte queste barbe fino al periodo pasquale che poi ritorniamo i viticoltori, ognuno al proprio lavoro. Una delle eccellenze di Romagnano Sesia in provincia di Novara è il Museo Storico Etnografico. La parola al direttore. Dunque, ci troviamo nel Museo Storico Etnografico nella antonelliana Villa Caccia, costruita dai Conti Caccia di Romentino sul progetto dell'architetto Antonelli. È un museo storico etnografico fondato nel 1973 da Maria Adriana Prolo, che era una romagnanese fondatrice del Museo Nazionale del Cinema di Torino.
con Prolo c'era Dionisotti e Fernanda Relulfe e altri studiosi di storia locale, intendeva fare un museo che riprendesse gli usi, costumi e tradizioni della comunità e del territorio romagnanese. Nella prima sala ci sono i vari oggetti dell'agricoltura di varie epoche, perché c'è addirittura un torchio del 600, torchio della comunità. Poi dopo, oltre la zona vinicola e agricola, c'è la zona dedicata ai mestieri di una volta, dal ciabattino al bottaio, tutti mestieri un po' legati alla vita normale, ecco, perché qui era un'attività anche abbastanza povera prima che arrivasse l'industrializzazione. E c'è la ricostruzione di una osteria. Qui le osterie era il luogo di socializzazione. Oltre all'osteria poi abbiamo provveduto a ricreare la cucina tipica come era una volta e la camera da letto come era una volta, con tutte le varie attrezzature, santini. Oltre ai lavori femminili, oltre il telaio c'è i ricami e soprattutto le attività di corredo. Più oltre c'è la sezione della scuola, come era una scuola una volta, con i banchi da 2 posti. C'è un'altra sezione dedicata ai costumi tipici della borghesia e vestiti della festa. Ci sono delle fisarmoniche che una volta c'erano dei suonatori che andavano nei cortili per suonare con la fisarmonica, suonavano un po', si ballava nel contesto di un matrimonio. Poi ci sono varie altre attività di banda musicale cittadina oppure di orchestrine estemporanee che esistevano qua a Romagnano. Abbiamo creato una sezione dedicata ai giocattoli d'epoca. Tutti questi oggetti sono donati dalla comunità dei romagnanesi di varie epoche e che ci tengono, questa è la particolarità, che le loro testimonianze di famiglia, che probabilmente non hanno più significato tenerle in casa il giorno d'oggi, le portano al museo e sono ben orgogliosi che ci sia questo contesto dove poter portare le testimonianze della loro vita, delle loro famiglie e delle loro epoche. La figura del governatore è stata istituita con la nascita delle sacre rappresentazioni a Romagnano Sesia nel 1729, con il ruolo di organizzazione delle manifestazioni complessivamente e di rappresentanza, e a cui era consegnato anche il ruolo di autorità da parte dell'autorità cittadina, cosa che si è mantenuta dal 1729 a oggi, e però nel ruolo organizzativo si è istituito un apposito comitato per cui la figura del governatore è eminentemente rappresentativa dell'autorità e dell'ospitalità che Romagnano deve offrire durante il Venerdì Santo a tutte le persone che intendono partecipare. Il costume ufficiale che sto indossando è la tonaca del governatore, che è indossata soltanto durante le rappresentazioni soltanto dalle 3 figure che sono il governatore in carica, che viene incaricato in una cerimonia alla Domenica delle Palme, il governatore che è entrante e il governatore uscente.
io invito tutti a venire a Romagnano Sesia non soltanto per la manifestazione del Venerdì Santo, che è l'evento clou che si svolge ogni 2 anni, quest'anno siamo alla 257esima rappresentazione, ma per anche tutti gli altri periodi dell'anno a visitare il museo, a visitare le nostre bellezze che avete potuto vedere. Lo farei nella nostra lingua autoctona, il dialetto di Romagnano Sesia, e l'invito è tutti a Romagnan a vedere i nostri bellezzi, a vedere il museo, a vedere tutti i robi belli che in Goma, ma in particolare al nostro Venerdì Santo. Grazie. Gli abitanti di Romagnano Sesia, in provincia di Novara, vi aspettano con la loro semplicità. Non perdete assolutamente l'evento più importante dell'anno per tutto il territorio, il Venerdì Santo. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Romagnano Sesia, viva l'Italia e ciao!